Dopo l'ultimo accoltellamento in via Leardi e l'incontro ieri pomeriggio tra il questore e molti cittadini in via Piave a Mestre, un altro episodio di microcriminalità. Qualcuno ha distrutto con un tombino la vetrata blindata di un locale all'angolo con via Montenero. Sembra non esserci fine, ma c'è chi invece pensa che le soluzioni ci siano. Questa situazione si è stratificata nel tempo, ma non negli ultimi mesi, negli anni, perché il sentiment e le paure dei cittadini e tutto quello che i cittadini negli anni hanno voluto manifestare è sempre stato derubricato come percezione di pericolo. E noi sappiamo che quando si parla solo di percezione di pericolo, le cose sembrano un po' lontane, non hanno sicuramente la valenza di una cosa invece che bisogna affrontare nell'immediatezza. Posto che per regolamentare determinate presenze sul territorio serve un'azione di governo, secondo il comitato che da anni si batte per Mestre bisognerebbe poi muoversi su almeno due fronti. La municipalità di Mestre Carpenedo al 31/12/2021 contava 87.315 abitanti. Faccio presente che per esempio Treviso ne conta 83.000, Rovigo 52.000, Belluno 36.000. Quindi solo la municipalità di Mestre Carpenedo è una città all'interno della città, soltanto che non ha le prerogative di una città, nel senso che quelle che ho citato prima hanno in sede la prefettura, hanno il tribunale, hanno tutta una serie di dispositivi che controllano il territorio, mentre il nostro è una municipalità. In secondo luogo, E noi dobbiamo veramente riappropriarci della nostra città. Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di fare qualche cosa ogni giorno per riprendersi un pezzetto di territorio. Io credo che in questo preciso momento ci sia proprio l'occasione per espandersi invece, per sentire veramente tutta la popolazione interessata, tutte le associazioni, le persone che vogliono salvare questa città e quindi mettersi a 4, 6, 8, 100 mani per poter individuare dei protocolli che possano far bene a questa città.